Andiamo avanti, come ho già detto, in uno dei momenti più emozionanti per i nostri aspiranti, cioè quello dell'intervista televisiva, quello dove le nostre ragazze si mettono simbolicamente ovviamente a nudo, cioè si raccontano a voi, amici di Miss Topolini. Vi presento subito questa bellissima ragazza aspirante Miss numero 30. Nome? Lisa. Oh, Lisa. Allora Lisa, tu sei molto timida perché è giusto, insomma hai 16 anni, sei molto giovane, però ti prego di fare uno sforzo, insomma di raccontarci un po' di te, dai, almeno le parti essenziali, chi sei, cosa fai, se studi. Studio al Max Fabiani e Hobby? vado in giro con le amiche, Bello hobby. A fare cosa? Shopping? ovviamente, e mi piace ballare. Cosa ti piace ballare in particolare? Con musica dance o fai proprio danza? No, la musica commerciale. Musica commerciale, beh, quindi quella che fa divertire. Unz, unz, unz. Allora, senti, ti è capitato il numero 30, domandina, no? Facilissima. È un numero simpatico o tu hai un numero proprio preferito, un tuo numero fortunato? Di solito tutti abbiamo un numero fortunato. Beh, il mio numero fortunato è il 10, Il 10, come mai? è il mio giorno di nascita. Ah, ecco, ma ti ha mai portato bene? C'è fortuna? Sì, certe volte sì. Vai. Allora, facciamo un appello agli amici Mistopolini, giocate sulla ruota di Venezia. Venezia, il numero 10. Oh, non si sa mai, magari fateci sapere se poi magari succede qualcosa. Va bene, senti, anche per te io una domanda che faccio, visto che siete così giovani e sono proprio incuriosito ogni volta di saperlo. Il tuo sogno nel cassetto? Avere un bel lavoro e una famiglia. Una bella famiglia. Sono quest'anno veramente le ragazze Mistopolini mi emozionano, mi fanno venire la pelle d'oca, davvero. Bene, complimenti, brava. Niente, insomma, adesso è l'opportunità per te di fare tutti i saluti, di dire tutto quello che vuoi. Beh, saluto la mia migliore amica, mia cugina che mi ha accompagnato in questa avventura e i miei genitori. E in bocca al lupo. Crepi. oh, oh, oh.